Continuiamo con la nostra avventura nel campionato italiano Under 20. Dopo aver vinto al turno 3 contro il rivale diretto Adriano Testa, giocavo contro Davide Bellemo, l'unico giocatore che aveva 3 punti su 3. E avevo il nero, dovevo provare appunto a giocare per vincere, per essere da solo in cima alla classifica e vediamo quindi come è andata la partita. Avevo il nero. Qua la partita inizia con D4, qua ho giocato F5, la difesa olandese. La difesa olandese è un'apertura che non mi piace molto, penso che sia un po' dubbia, però diciamo che raramente l'ho giocata, no? Per provare a sbilanciare. A volte, sì, il problema è che a volte per giocare per vincere, oltre che giocare contro l'avversario, bisogna prendere dei rischi e giocare contro la tendenza del gioco degli scacchi che è la patta. Per far questo a volte bisogna andare a stare un po' peggio. G3 con l'idea di giocare il fianchetto, cavallo F6, alfiere G2. Ora esistono varie olandesi, c'è l'olandese classica con E6 di 6, alfiere 7 a rocco corto, c'è l'olandese Stonewall che è E6 di 5 o muro di pietra, ovvero voglio creare una barriera sulle case bianche con i pedoni al prezzo di indebolire un po' le case nere. Qua ho scelto la terza opzione che è la difesa, la variante di Leningrado della difesa olandese. Il mio avversario gioca C4, alfiere G7, cavallo C3, arrocco, cavallo F3. Stiamo di fronte a un'est indiana dove anziché avere un pedone in F7 ho un pedone in F5, cioè ho squilibra il gioco per entrambi. Spesso nell'est indiana il nero vuole creare un pawn storm, attaccare con i pedoni nella di re, però è anche vero che qui nero deve ancora riuscire a giocare E5, nero non ha ancora giocato E5 e c'è anche da dire, oltre a questo, che a volte alcune case chiare, questa, la diagonale A2G8 è un pochino debole, quindi si tratta di un'apertura rischiosa. E qua nero ha giocato D6, bianco arroccato e qua il nero, beh, ovvero io, ho giocato C6. Qual è l'idea di C6? Innanzitutto questo alfiere è forte, voglio un po' limitare il suo raggio d'azione, poi giocherò cavallo di 7 o donna E8 e 5, no? Questa è la mia idea, spingere in E5, poi magari in E4. Il bianco qua ha tante possibilità, qua sceglie torre B1, si suppone che l'idea è giocare B4, no? B5 ed attaccare nell'ala di donna come si fa nell'est indiana. A5 ho giocato per provare a ritardare il piano con B4, A3. Poi qua ho giocato donna E8 per continuare con il mio piano, bianco ha giocato D5. A questo punto, dopo D5 ho giocato cavallo A6 per magari puntare a questa casella, e qua penso che il bianco, secondo me, ha un pochino sbagliato piano. Secondo me già da subito il bianco doveva catturare in C6 e ora per esempio su B per C6 giocare B4 e qua secondo me il bianco sta meglio perché vuole aprire l'alfiere, giocare cavallo D4 che attacca C6, spingere a volte in B5, no? Che mi crea problemi sulla grande diagonale, e così facendo il bianco avrebbe avuto una certa pressione nella Lidona, magari un leggero vantaggio. Certo, non è facile perché magari il bianco può avere paura che il nero giochi E5, abbia controgioco. Diciamo che comunque sembra che stia meglio il bianco perché può continuare, può attacca per primo, no? B5, su C per B5, cavallo per B5, si attacca D6, ci sono scoperte. Questo non funziona per me. Però, anzi, chiedo scusa, su E5 c'è un pedone in presa, no? E sappiamo bene che un pedone è un pedone. Quindi, appunto, è problematica la situazione nera. Il mio avversario, sì, questo perché se il bianco gioca bene può andare in vantaggio, no? Contro una variante rischiosa. Il bianco gioca a cavallo di 4 e questa mossa secondo me è un po' peggio. Alfiere di 7 e qua il bianco ha giocato B4. Ancora una volta era meglio prendere e giocare B4 in un momento successivo, anche se magari non è un vantaggio così marcato, perché per esempio in quest'ordine di mosse magari posso giocare, non so, E5, no? Perché D6 non è più in presa, perché il cavallo in D4 occlude la colonna D alla donna bianca. E quindi qua il bianco ha giocato B4, ecco adesso ho preso, adesso cambio struttura. Ho due modi, un modo semplice era C5 con buona posizione del nero, che dopo D per C5, cavallo per C5, il cavallo è una casella stabile.
B7 è un pedone arretrato e debole, non può essere difeso da altri pedoni, ma anche C4 lo è. Il nero potrebbe prenderlo di mira, o magari con altri pezzi lasciare questa torre sulla colonna aperta. Alfiere in G2 non è granché, è bloccato dal proprio pedone in D5. Penso che il nero avrebbe una posizione già un po' più comoda. Io ho scelto un'altra opzione che era cavallo per B4. Bianco ha preso in B4 e qua ha giocato C5, forchetta. L'attacco doppio di un pedone si chiama forchetta perché per la sua forma, no? Un po' una forma a forchetta. Questo è il manico, no? Ok, questa è la forchetta che appunto assomiglia, no? Assomiglia appunto a una forchetta. E invece fork in inglese significa qualunque attacco doppio, no? Non solo l'attacco doppio di pedoni come in italiano. E questa secondo me è un'imprecisione della letteratura scacchistica inglese perché fork può essere un doppio di cavallo ma non ha la forma della forchetta e la traduzione di attacco doppio dovrebbe essere double attack. Ecco perché a volte alcuni termini scacchistici italiani sono più precisi. Comunque, chiudendo questa digressione, forchetta, torre per B7, C per D4. A questo punto c'è stato, diciamo, uno scambio di pedoni perché io, ritorniamo indietro, qua ho preso un pedone, lui mi prende il cavallo, forchetta, lui mi ha preso il pedone e ho giocato C per D4. Quindi sono scomparsi i pedoni B e un pedone in D4 che attacca il suo cavallo. Il mio pedone è in presa, ma prendere il pedone porterebbe a gravi conseguenze per via di cavallo E4, con fortissimo attacco lungo la grande diagonale. Si attacca la donna e il cavallo in C3. Il bianco qua gioca cavallo B1 che non è granché. Poteva essere meglio forse cavallo B5, anche se è vero che la sua torre non aveva grandi case. Magari il bianco poteva giocare torre C7, ma ok, donna D8. Ora si minaccia di eliminare il difensore della torre. La torre può tornare in B7, ma il nero qua avrei potuto giocare alfiere per B5, dopo torre per B5. Qua penso che starei meglio perché metto il cavallo in C5. Il pedone in C4 è sempre debole. Il peone in D4 può essere debole, ma non è più debole rispetto a D4, cioè D4 è tanto debole, C4 è tanto debole quanto D4, ma più che altro, secondo me, il vero problema del bianco è questo alfiere che in tutti i finali sarà passivo, quindi in tutti i finali il nero potrà avere un cavallo buono contro l'alfiere cattivo e quindi un certo vantaggio tecnico. Allo B5 era comunque il male minore, il bianco gioca cavallo B1, ora donna C8, attaccando la torre bianca il pedone in C4, torre B4 e ora cavallo E4 giocato, difendendo il pedone in D4 e con l'idea di occupare case forti quali C3 o C5. In caso di alfiere per E4 starei bene, no? Per F per E4, pedone prende E4, idea alfiere H3, attaccando la torre, poi magari una volta che la torre si sposta da F1 donna F5 attaccando F2, con pressione lungo la colonna F, le case chiare intorno al re bianco sono deboli, il nero avrebbe un attacco probabilmente decisivo. Il bianco ha giocato E3 in questa posizione e che qua forse ho mancato una vittoria. Qua sarebbe stato molto forte, cioè non so una vittoria, ma ho mancato forse un vantaggio schiacciante e cavallo C3 sarebbe stata fortissima. Perché questa mossa è così forte? Perché per esempio su cavallo per C3, D per C3, il pedone in C3 passato sostenuto dall'alfiere è molto forte, il pedone in C4 sarà sempre debole, si potrà deviare la torre bianca e catturare C4, far pressione quantomeno, nero sta molto meglio. Se su donna C2 o tre mosse per esempio il nero entra in A2 con vantaggio schiacciante, no? Perché poi, non so, su donna B3 per dire cavallo I2 scacco, re H1 cavallo per C1 attaccando la donna e difendendo la torre, su torre per C1 cade anche F2, nero sta vincendo. Dopo cavallo C3 si può comprovare che il nero ha un vantaggio schiacciante in tutte le varianti. E qua ho giocato cavallo C5, che comunque interessante. Il bianco prende in D4, qua cavallo A6 e la mia idea è che ora la torre non può mantenersi sulla quarta traversa, quindi torre A4, alfiere per A4, deve tornare indietro e prende in C4 e il bianco ha i pedoni doppiati. Il nero sta un po' meglio. È vero che il nero ha un pedone arretrato in E7, ma questo pedone è facilmente difendibile. Il bianco ha giocato alfiere 3, torre B8, ora volevo cambiare i pezzi. Sì, qua il vantaggio del nero è leggero ma è stabile. Ho giocato donna B3,
Qua a questo punto il bianco ha giocato alfiere G5, attaccando E7, alfiere F8. A questo punto il bianco ha giocato donna E3 cercando il cambio delle donne. A me va bene, donna per E3. Ora il bianco ha i pedoni doppiati isolati. F per E3 potrebbe essere un modo per cercare di rendere la struttura più compatta, ma ci sarebbe un problema. Il problema sarebbe che questo alfiere non può più indietreggiare, perde mobilità. Il nero potrebbe vincere con H6, su alfiere H4 G5 intrappolando l'alfiere del bianco, su alfiere F4 G5 idem e nero vince. Quindi donna per E3, bianco ha giocato alfiere per E3, alfiere G7, giocato il nero, cioè ho giocato alfiere G7, il bianco qua ha giocato cavallo A3 per provare a portare in gioco il cavallo attraverso C4 o C2, ma adesso entro, la torre attiva. Cavallo C4, il suo piano era mettere il cavallo in C6, anch'io voglio attivare i miei pezzi, voglio fare pressione su questo pedone, magari andare in C2, cavallo A5, torre B2, la torre in settimo, in seconda non fa mai male, cavallo C6, a questo punto alfiere F6 difendendo E7, il pedone in E7 è facilmente difendibile. Su cavallo per B4, torre per B4, nero sta un po' meglio, no? Perché fa pressione su D4, su torre D1, non so, magari il nero potrebbe riciclare i suoi pezzi e fare pressione su D5, sempre con un certo vantaggio, magari prima F7, no? Il nero sta un po' meglio, che il bianco ha giocato H4, e che qua non so se ho giocato bene, ho giocato E5. Qual è l'idea di E5? L'idea di E5 è che su D per, qua spingo i miei pedoni, una maggioranza voglio giocare E4 ed isolare il pedone in D5. Il punto è che la presa in passante non è possibile perché il cavallo è in presa e qua il nero guadagnerebbe un pezzo della partita, cioè il pedone passato poi viene accerchiato e cade. E in caso di cavallo per B4, torre per B4, ora D per E6 si libererebbe della debolezza, ma non è più possibile perché ricordiamoci che la presa in passante è legale solo nella mossa immediatamente successiva all'avanzata, alla spinta del pedone. Quindi dopo cavallo per B4 il bianco perde diritto a giocare la in passante, il nero sta sempre un po' meglio, no? Perché gioca I4, isola questo pedone, che è un pedone passato ma isolato. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Il bianco ha preso in E5 subito, ha giocato alfiere C5, cavallo D3 attivandomi, voglio poi rafforzare il cavallo con E4 e voglio distogliere, no? L'alfiere dalla difesa di D5. Il bianco cerca il cambio dei pezzi, io a cambio, F7 centralizzando il re, cavallo C6 e 4. Ora penso di stare un po' meglio, perché i miei pezzi in settima, in seconda sono molto forti, fanno pressione su F2, il pedone in D5 può essere debole. Il bianco ha giocato torre A1, con un trucco il bianco vuole cercare controgioco, minaccia torre A7, su cavallo per F2 il bianco potrebbe inchiodarmi, e qua il bianco minimo la patta, perché l'alfiere non lo posso perdere. Gioco Re 8, il bianco può darmi scacco e ripetere, e qua devo per forza prendere la patta se non voglio perdere un pezzo. Quindi qua dopo torre A1 ho giocato alfiere per C6, D per C6, torre C2, perché questo pedone, no, fa un po' paura, lo voglio frenare. Posso prendere F2, ma prima voglio assicurarmi che il pedone in C6 cada. Torre A7, Re E6. Forse il bianco avrebbe dovuto prendere subito in H7, ha giocato torre D7. Ecco qua, forse avrei potuto iniziare prendendo in F2, ma ho voluto prendere subito C6, perché mi dà fastidio. Torre per H7, ora forse potevo dare prima scacco, ma ok, sono entrato in C2, ora voglio prendere il pedone F2, perché per esempio su F3 probabilmente gioco E3, no? Il mio pedone sta andando a donna. Qua su alfiere F1 e 2 il bianco deve già sacrificare l'alfiere, alla lunga il nero deve vincere. Che il bianco ha giocato H5 perché è tipico qua cercare di cambiare pedoni quando si ha meno materiale. G per H5, torre per H5. Ecco, a questo punto qua ho preso F2 e qua per la prima volta nella partita ho un vantaggio di materiale. Questo finale è vinto per il nero perché c'è un pedone passato e questo alfiere non ha tante caselle. Il re bianco è anche un pochino limitato e debole. Certo è vinto se il nero gioca con attenzione, lo stavo sciupando. Infatti vediamo come ho pasticciato qua un po'. Il bianco qua ha giocato torre H8 per riposizionare la torre e qua avrei potuto vincere come? Con cavallo G4, perché cavallo G4?
perché minaccio, cioè se il bianco passa, non so, torre G8, torre H7, torre 8, do scacco, il re non può salire, il bianco deve giocare alfiere F1 e il nero vince con cavallo E3, guadagnando l'alfiere la partita. Quindi qua dopo cavallo G4 il bianco potrebbe dare scacco, ma non cambia nulla, gioco re F7 e attacco la torre. Su alfiere per E4, con l'idea che su F per E4, torre per E4 non ho più pedoni, anche se torre cavallo contro re, torre patta teorica, su alfiere per E4 vinco con torre C1 intermedia, e qua ho la torre in più, e qua sì, poi alla lunga si vince, cade G3, poi si vince, torre cavallo contro re alfiere si vincerà. E in caso di altre mosse, tipo, non so, su cavallo G4 che avrebbe vinto, penso che forse alfiere H3 si poteva provare, ma il nero deve vincere, perché in realtà anche centralizzando il re, no, devo vincere, anche se lui prende in G4 tutti i finali di torri sono vinti. E a proposito, consiglio per chi ha dei dubbi su questo finale di comprare, di dare un'occhiata al mio libro sui finali di torri, tutto ciò che devi conoscere. Qua il re entra e nero a lunga vince. Invece ho giocato re F7, errore, torre H7, re F6, torre H6, ora di nuovo devo giocare re E5 per entrare, c'era anche Zainat, ho giocato re G5 e qua adesso il bianco penso che sbaglia, torre H8 e qua sbaglio, gioco torre D2, qua finalmente il bianco gioca la mossa corretta che è torre 8. A questo punto penso che il finale sia patta, perché non posso progredire con il re in G4 perché mi dà scacco e non ho altro che tornare indietro. Ecco, il punto è che ora tutte le volte, quindi qua posso solo aspettare, il punto è che tutte le volte che muovo il cavallo il bianco mi sacrifica l'alfiere sui due pedoni. Questo è patta teorica perché non ho pedoni. Re torre contro re torre cavallo è patta teorica. Non so cosa fare, non posso spingere il pedone, quindi qua ho dovuto usare dell'ingegno, ho dovuto provare a farlo confondere. Era trascorso tanto tempo, stavamo giocando da molto, le energie erano poche per me ma anche per l'avversario. Quindi qua ho giocato re H5, torre H8, re G6, torre 8, re F7. Se la torre si sposta, se la torre va altrove, vinco con cavallo G4, ma ok, la torre rimane sulla colonna E, re F6, torre 8. Ecco, a questo punto inizio a passare, torre 2. Mi attacca la torre. Ovviamente la torre deve rimanere in seconda, se no mi cade il cavallo, addirittura forse perdo. Quindi la torre rimane in difesa del cavallo. Ora minaccio di togliere il cavallo, quindi gioca alfiere G2 per poter di nuovo sacrificare l'alfiere. Ecco qua si ripete quasi la posizione, ma ora la torre va in A2. Alfiere G2, torre B2. Quindi qua già pressione psicologica. Magari il bianco sta guardando il formulario per controllare la ripetizione e nota che la posizione si è ripetuta, ma tocca a lui il tratto, quindi non è patta. E quindi qua il bianco sbaglia e qua commette l'errore decisivo. Qua il bianco avrebbe pattato con G4 due punti esclamativi, perché su F per G4 alfiere per E4 si entra in una posizione di patta teorica che non posso vincere perché ho solo un pedone. Questo finale patta teorica con varie difese, tipo la difesa di Philidor o anche la difesa passiva, mentre qua la difesa Klingendorwitz o difesa attiva perde contro il pedone di cavallo. Tutto questo è spiegato nel libro sui finali di torre che si può comprare su Amazon, che consiglio, una lettura che consiglio vivamente perché sono finali che capitano. Quindi questo era patta. Per esempio, se avessi saputo questi finali il mio avversario avrebbe salvato mezzo punto. Ecco qua su cavallo per G4 di nuovo alfiere per E4 e se non prendo in E4 è patta, anche perché mi sacrifica in F5 e se prendo questo è patta teorica. Re torre contro re torre cavallo è patta, non si può vincere. Quindi G4 era patta e il bianco sbaglia a giocare F1. Questo è un errore decisivo perché il re in F1 è una posizione sfortunata e qua potrà essere vittima di un doppio in E3, come poi vedremo. Quindi adesso avrei avuto una mossa decisiva, ma qua stiamo muovendo di fretta, quindi ho mosso veloce e ho sciupato la chance. E dopo aver mosso ho visto che potevo vincere, ma nella foga uno muove, re G1 e poi ho giocato re F6, ho detto speriamo che ripeta l'errore, e si è ripetuto l'errore. G4 di nuovo avrebbe pattato, ho giocato re F1 e ora due punti esclamativi, il nero vince, re F7. Il punto è che ora attacco la torre. Se la torre va via, cavallo G4 e vinco.
non ci sono più sacrifici, minaccio di entrare in E3, la posizione è completamente persa per il bianco. Il bianco gioca torre E5 e ora 2 punti esclamativi, cavallo G4. Allora con il re in G1 questo era patta. Perché? Perché a questo punto si minaccia la torre, si minaccia E3, il bianco può prendere in F5, poteva farlo anche prima con re in G1, però ora gioco re E6 e ora il punto è che io minaccio un triplo in E3. E su alfiere per E4 non è che perde la qualità, perde la torre intera. E se perde la torre intera, perde. Poi gli vado a dare matto con la torre in più. E quindi qua il bianco salva la torre, ma ora gioco cavallo e 3 scacco. Il punto è che perde l'alfiere, lo perde con scacco. Pensate che sfortuna. Cioè il bianco... cioè se il bianco avesse tempo di giocare torre per E4, anche perdendo l'alfiere può pattare, ma non ha tempo. Su re E1 cavallo per G2 scacco e poi difendo il pedone in E5 vincendo, il pedone in E4 vincendo. Su re G1 torre per G4, re H1, re E5. Difendo il pedone e il bianco abbandona. L'alfiere è caduto con scacco, il bianco non ha avuto tempo di catturare il bianco non ha avuto tempo di catturare il pedone in E4. Se il bianco giocasse per lo stallo con torre per E4 non sarebbe stallo, perché il bianco è il pedone G4, senza il pedone G3 sarebbe patta, ma così è finita. Quindi l'altra partita interessante, conclusasi in questa posizione. A questo punto avevo 4 su 4 e al turno successivo avrei giocato contro un avversario molto forte, Alessandro Bonafede, che era appunto uno dei rivali più agguerriti, che era rimasto indietro un po' nel torneo, ma perdere lo scontro diretto avrebbe significato riaprire il torneo. Ebbene, questa partita la vedremo nel prossimo video su questo torneo. Alla prossima!